Cari amici, parliamo di immondizia, non in senso figurato, perché da questa telecamera spesso si è parlato di politica e di politici e affini come spazzatura, ma oggi ne parliamo in senso reale. Il Sud è pieno di rifiuti tossici che, complici tutti, Nord produttore e Sud conservatore, tutti delinquenti allo stesso modo, vi è stato conferito dal Nord molto tempo fa. Cosa fa questo governo e questo Stato? Rimanda al Nord parte di quei rifiuti o comunque parte di rifiuti per lasciare spazio ad altri al Sud. E questo è il gioco delle tre carte. Il rischio non è solo per la gente, perché si spenderanno altre centinaia di milioni di euro per questo, chiamiamolo, turismo della mondezza. Ecco, e io pago, diceva Totò. E noi zitti, salutando il nuovo che avanza, e se questo è il meglio che abbiamo, cosa pretendiamo di più? Questo è il meglio che abbiamo. Una chicca? Sì, sul meglio che abbiamo? Ma sì, ve la do. Renzi riempie il nord di mondezza del sud, ma ce n'è un'altra. L'ultima tassa del sindaco di Roma. Eh sì, perché è più sottile il sistema di fare cassa del sindaco di Roma. Pagheranno i cittadini l'ingresso nelle ZTL, anche quelli che ci abitano. Per cui chi abita in centro a Roma deve pagare per andare a casa sua. Mi domando, e voi ve lo chiederete sicuramente, ma che si fumano questi che inventano queste cose? Devono cambiare pusher perché gli dà roba cattiva, evidentemente.